Rimbalzo nella giunta di Castellino al comune di Palma di Montechiaro e Angelo Cottitto, il nuovo assessore all'ambiente, alla mobilità e ai trasporti, ingegnere quarantenne che prende il posto di Saccomando. Cottitto è l'unico con esperienza politico-istituzionale alle spalle, essendo stato consigliere comunale dal 2005 al 2010 e vice sindaco dal 2010 al 2013 nella giunta guidata da Rosario Bonfanti. Il neo assessore, dicevamo, che prende il posto del dimissionario Giuseppe Saccomando, la cui eredita anche le delega, fatta eccezione con lo sport, che è andata ad Angelo Rinollo. Sentiamo il sindaco che ha convocato una conferenza stampa in merito. L'assessore uscente, l'ingegnere Saccomando, dopo quasi un annetto di esperienza e credo anche quasi stremato dal primo anno di avvio, perché aveva 6 settori quali la manutenzione, l'ambiente, settori come lei sa benissimo molto pesanti e molto importanti, per i quali lui si è impegnato anima e corpo, raggiungendo un notevole traguardo che è il piano di intervento approvato in Consiglio Comunale il 18 giugno, che ci ha consentito di liberarci dall'appaltone e di avere finalmente l'AUS a Palma di Montechiaro. Siamo ormai in attesa a momenti del decreto della regione siciliana per poi poter procedere alla nascita di Palma Ambiente. Quindi anzi colgo l'occasione per ringraziare Giuseppe Saccomando del lavoro meraviglioso che ha fatto per la Giunta, per me e, cosa più importante, per la comunità di Palma. Oggi, dopo circa 20 giorni dalle dimissioni dell'assessore Saccomando, siamo qui a completare la Giunta, un fatto normale, un fatto quasi tecnico ma anche politico, come bene dicevi tu. L'assessore Saccomando, per quanto gli assessori sono scelti dal sindaco per come dice la legge, sono comunque espressione della maggioranza consiliare che mi ha consentito di essere eletto e che tuttora mi consente di andare in consiglio in maniera serena e sostenere la nostra azione amministrativa. Una maggioranza che io ringrazio in toto, da Nuova Palma, Bene Comune, riprendiamoci il futuro. Saccomando era espressione di Nuova Palma e Nuova Palma, dopo un'attenta analisi, un attento confronto tra me e prima il partito e poi nello specifico il consigliere Domenico Scicolone, il consigliere anziano anche se è il più giovane dell'assise comunale, dopo una serie di incontri e di confronti per cercare la figura migliore che potesse andare a ricoprire questo importante fardello, perché comunque parliamo delle stesse deleghe dell'assessore Saccomando, la scelta è caduta sull'ingegnere Angelo Cottitto, persona da sempre vicina alla coalizione che mi sostiene, mio amico d'infanzia, e quindi per questo persona che ha ricoperto dal 2005 al 2010 la carica di consigliere comunale e dal 2010 al 2013 la carica di vice sindaco, quindi un professionista, un uomo da sempre impegnato in politica e pertanto sono convinto che è la migliore scelta che si potesse fare. Io sono stato consigliere comunale, come ha detto il sindaco, dal 2005 al 2010 e poi vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, manutenzione, ambiente e territorio dal 2010 al 2013. Vero che oggi ci sono condizioni diverse, però metteremo il nostro massimo impegno per essere all'altezza della situazione e fare il meglio possibile. Colgo l'occasione anche per ringraziare il consigliere Scicolone di avermi individuato fra gli uomini, quelli più adatti a ricoprire questo ruolo, e quindi spero di non deluderli e metterò tutto me stesso, massimo impegno per lenire il più possibile i problemi che attanagliano questo Paese.